e cade il 60° anniversario dell'indipendenza della Repubblica del Ghana, che è stato il primo Stato africano ad essere decolonizzato. Sono quasi 50.000 i ghanesi presenti sul territorio nazionale, solo in Veneto sono circa 6.000 integrati con lavoro, molti hanno studiato in Italia, giunti nel nostro paese anni or sono. A 60 anni dalla liberazione dalla colonizzazione inglese e dallo sfruttamento delle immense risorse, in particolare miniere d'oro, la comunità veneta ricorda e festeggia questa importante data. Quest'anno abbiamo scelto Treviso perché ogni anno cambia e quest'anno è toccata la città di Treviso. Di solito questo festeggiamento sono presenti ovviamente tutti i ghanesi, a volte ci sono anche i nigeriani e comunque altre nazionalità africane. Ora vivono anche loro la nuova ondata migratoria dal loro paese con apprensione. Il problema è presente, non si può far finta di niente e arrivano, continuano ad arrivare e sicuramente in futuro continueranno ad arrivare. Purtroppo il futuro non ho la sfera magica, quindi non posso prevedere cosa ha l'Italia da offrire o cosa il futuro ha per loro. Ci soffriamo e speriamo. Un'occasione di convivialità per stare assieme, per ricordare la storia del proprio paese e del proprio popolo, per non dimenticare. L'appuntamento è previsto per sabato 11 e si inizierà alle ore 16 fino alle ore 20 al Ca' Florence a Treviso, quindi siete tutti invitati.